Bella raga, ciao a tutti del Comandone Veneziano, siamo a Interlagos e ragazzi, qualificazioni disastrose per una gara dove insomma di solito vedo sempre bene. Paul per Barrichello, questo è importante, Hakkinen Coulthard e noi solo ottavi. Grosse difficoltà, però non è prevista pioggia per la gara odierna. Vai raga, toc, pop, flop, Clutch out, we're green. si parte ragazzi, brutta partenza P7 di now. Coulthard. P6, we have P6. You. Second place, you're in second place. Cioè siamo già secondi la prima curva in maniera veloce e precisa. Ho cannato le qualifiche, ma possiamo fare una gara. Possiamo vincere qua, ragazzi. Interlagos è una gara iper favorevole. Sta Ferrari sembra veramente di un altro pianeta. E devo puntare alle 2 vittorie consecutive. Vediamo se ce la facciamo. No. Piccolo errore. Vola Cube, vola. Ok, allora abbiamo Ralph, Schumi e Barrichello. Yellow flag, yellow flag. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Vediamo se anche stavolta mi sfugge la seconda vittoria di fila. Mai fatto 2 vittorie di fila finora in ste carriere comendiane. Sta arrivando il Cume. Come ci prova. You're leading the pack. P1. P1, P1. Sembra veramente fenomenale questa Ferrari. Good job. That was the fastest lap of the race so far. Vai ragazzi, andiamo a dominare. Poi c'è Luciano Burti, ragazzi. Sono più tranquillo quando c'è in pista Luciano Burti. Non ci credo. Salvato. Madonna, che miracolo. Eh, 1,9 comunque, un vantaggio non devastante, eh. Sarebbe importante la seconda vittoria di fila, 2 vittorie e un secondo posto. Sarebbe un inizio di mondiale mostruoso. Diciamo che il Cume ha iniziato a gareggiare nella stagione 98 a 16 anni, il pilota più giovane
della storia della Formula 1, un minorenne alla guida. Detto che vuole correre fino ai 40 anni, quindi anche di più. Quindi da qui a 20 anni può fare veramente delle stagioni mostruose. Perché dal 98 si è azzerato l'Albo d'Oro, ormai esiste solo l'Albo d'Oro Kumendiano, con 3 campioni diversi in 3 anni. David Coulthard, 98. Eddie Irvine, 99. Michael Schumacher Kume, 2000. Tutto in una pronuncia inglese Good perfetta. job. That was the fastest lap of the race so far. Una pronuncia di in testa alla corsa, Michael Schumacher. Al secondo posto, Ralf Schumacher. Fisichella è terzo. Salvo problemi tecnici, dominio imbarazzante in questa gara, eh. La macchina sta letteralmente volando. Io me ne sbatto il cazzo di una gara in Brasile. Io vinco tutte le gare. Yellow flag, scusate, momento di panico. Per il momento veneziano sta letteralmente pitturando, eh. Barrichello quarto, molto indietro dalla pole position, Barriuccello, eh. Scusate se commento poco, ragazzi, ma comunque sono iper concentrato. Voglio prendere un bel vantaggio così poi da potermi rilassare e guidare in carrozza. No, non ci credo, ecco la cagata. Incredibile, incredibile. You've dropped down into P2. Try and take first back. Push for the... Incredibile, stavo You've dropped into dominando. P3. P3. Spaventoso. Sta diventando una barzelletta la seconda vittoria consecutiva. Però sto riprendendo. Second place. You're in second place. Incredibile, non riesco a star tranquillo. Yellow flag, yellow flag. Bernoldi, Bernoldi. Incredibile Beppe però. Devo ricostruire, ho 5 secondi di vantaggio, devo ricostruirli tutti. Sembra che non devo vincere 2 gare di fila, è pazzesco. Adesso vedete ragazzi, è dura, è dura. Puoi anche dominare una gara, ma sto gioco basta un errore, uno sbaglio e ciao, sei testa coda. Però ho tutto per vincere, raga, posso riprendermelo tranquillamente, Ralph. Beffa atrocissima però. È qua che recupero tantissimo. Sono Eddie Irvine, anch'io amo camminare in una bava di famole.
Vai Michael, vai Michael, vai Kume. Bel rischio, qua mi sono preso. Ralph chiude bene. Sarebbe una beffa non riuscire a vincere. Dai, spingi il Kume, dai. Non riusciamo. Mamma mia, mi è andata di culo. Mi chiude bene Ralph. Mamma mia. Lo You're passiamo. leading the pack, P1. Dai che siamo i più forti, dai. Adesso me ne voglio andare e basta, dai. Giro record di Coulthard. Hakkinen 12esimo. Crisi nera per il finlandese volante. Mentre la macchina di Bernoldi è parcheggiata ancora là. C'è da dire che per Barrichello è stata dura perdere un mondiale così, con gli stessi punti del compagno. Ma ha perso. Per molte vittorie in meno. Molte. 2 vittorie in meno alla fine. Adesso basta errori, Hakkinen 13esimo, mamma mia. Noi stiamo tornando a dominare. Molto bene. Concentrazione massimale di veneziano. Non posso permettermi altri errori, Molto bene. 3-7.
Peccato non aver vinto a Melbourne, che era una gara dove potevo stravincere. Anche là un errore mi è costato carissimo. Anche vincere il mondiale era tranquillo, non sarebbe male. In testa alla corsa, Michael Schumacher. Altro giro completato. Finora inizio bruttissimo di mondiale di Montoya. Sto nuovo pilota arrivato, sto esordiente. Se ne parla un gran bene, ma finora non ha fatto grandi cose Juan Pablos. Buono, buono. 4 e 5, stiamo dominando. Gaston Mazzacane. Cinque giri alla fine. Cioè 6, scusate. Mamma mia. Otto e 7. Fisichella però, fisichella. Problemi forse per Ralph? Fisichella secondo. Incredibile. Bravo bravo fisico. Forse ha fatto un errore Ralph. Grande gara, grande gara. No, scusate se commento poco, ragazzi, ma sono tranquillo, sinceramente. 9 stiamo massacrando anche fisico. Cazzo è Ralph? Just 3 laps Quarto. to go now. 3 laps. Ma errore colossale di Ralph. Errore scandaloso di Ralph. Errore inaccettabile di Ralph. In testa alla corsa.
Michael Schumacher. Vediamo Fisichella che è molto indietro. Mamma mia, che massacro. Però quando domini così, 18 giri sono tanti. Devo trovare l'equilibrio giusto, raga. 2 laps left. Next time by will be your final lap. Ciulaps, Remanang per una vittoria senza un senso logique. Sta maturando per Veneziano. Finalmente il secondo successo consecutivo. È sempre più lui il leader delle vittorie nel mondiale dal 98 ad oggi. Perché dal 98 che l'Albodoro conta ormai. Il Cume ci sta regalando attimi di puro orgasmo. In testa alla corsa, Michael Schumacher. This is your final lap of the race. Ultimo giro. Sta maturando finalmente, sta fottutissima seconda vittoria consecutiva. Dai Shumi, dai Kume. Stiamo letteralmente pitturando 11 lunghissimi secondi di vantaggio. Ultima vera curva e poi si può godere. Vittoria mai messa in discussione. Signori di Discume. Winner. Nice work, that's Oh, P1. yes. Race win. Oh yes. Oh yes baby, oh yes baby. Raga, pole position tutta Ferrari, fioi, stiamo dominando. Comunque sono riuscito a mettere che non ho visto sta cosa che posso fare gare tutte 10 giri, che facciamo tutte le gare dei 10 giri, così non sono né troppo pochi né tanti. Quindi è perfetto così. Comunque stiamo letteralmente dominando, siamo uno squadrone fortissimo. Mamma mia, indietrissimo, madonna. Acchi in ottavo. Le dure. Vediamo le condizioni meteo. Condizioni perfette. We're in Vai, raga. anti-stall, clutch in and build some revs. Clutch out, we're Go. green. Dai che andiamo. Comunque ragazzi, Coulthard non molla Davidone Coulthard, eh.
No. Lungo, lungo. Che rischio. Comunque, sembra una Ferrari devastante, eh. Siamo vicini però, parecchi errori in questo primo giro. E ancora errore. You're down to P6, P6. Primo giro completamente da dimenticare, ma non sento la macchina come il solito, sono sincero. You have P5, P5. Vediamo. Faccio fatica, Beppe, faccio fatica. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Doveva arrivare la gara con gli errori comendiani. Vabbè, calma. Peccato da pole position ritrovarsi così indietro, non è bello, però ci sta. Abbiamo la macchina per poter rimontare tranquillamente, non così però, non così. You're falling. You've dropped into. No ragazzi, dopo non sento la macchina We've a dropped down posto. into P12. Sento la macchina che fa fatica a tenere le curve, fiori, cioè boh. Ogni curva rischio. Cioè, guardate ragazzi, ogni curva rischio. Boh. Dove arrivare? Vabbè, facendo che Coulthard, ragazzi, nonostante il mio inizio devastante, Coulthard si avvicina a bomba se vince. No, no, ma ho problemi, ragazzi, non è possibile. Ogni curva slitto, zio Ken. Coulthard vola, bene. Brutta gara oggi. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Non mi aspettavo sti problemi dopo una pole devastante. Ho dentro una bella pole, eh. Coulthard problemi grossi, non riesce a superare una Harrows. Mamma mia. Cioè Hakkinen, scusate. You're in P11. You've taken P11. P11, P11. Attenzione, no, no, no. Errore. We're in 10th position. Errore di Alesi. Mamma mia, Hakkinen veramente preso male. Però non abbiamo neanche un gran ritmo secondo me oggi però. Per adesso non capisco questa involuzione in gara. Ma lo sappiamo, questo è GP4, cioè la perfezione. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Vediamo se magari Barrichello mi fa il favore di superare Coulthard. Niente, Hakkinen ha problemi a superare una Arrows che non capisco chi sia, forse Bernoldi? L'unica cosa che mi dispiace non ci sono i ritiri proporzionali, nel senso, vediamo non tantissimi ritiri, sono sincero, pensavo di più anche dei big, invece magari errori, sì, ma ritiro avrei proprio ne ho visti pochissimi, forse il primo anno più di tutti. Ci stiamo anche avvicinando, ma non bene oggi, no good, no good. Buttata via la pole con 2 errori al primo giro, veramente insopportabili.
Altro che mondiale già deciso. Coulthard, ragazzi, è un osso durissimo, David Coulthard. McLaren o mono, bellissimo sto duello Ferrari-McLaren che dura dal 98. Okay, good pace. Carry on with the job you're doing. Sto provando anche a avvicinarmi, ma non riesco. Dai, Kuma, dai. Cos'ha la macchina oggi? Cos'ha la macchina? Che cappello, troppi errori, troppi errori. Oggettivamente troppi errori oggi. C'è bagarre però, c'è bagarre. È una Williams, ha sbagliato sicuramente perché si ritrova imbottigliata. Ho un bel trenino da superare adesso. Vaffanculo però. You're in ninth position. Comunque era Bernoldi, il signor Paolo Enrique Bernoldi. Vedi, faccio proprio fatica a tenerla in pista, raga. Noi vogliamo il ritiro di Coulthard. Niente, non arriva il ritiro di David. È la mia ossessione, David Coulthard. Uno e 3 da Barrichello. Mamma mia, ragazzi. Il cume è a caccia. Anche un punticino sarebbe importante, però devo superarne 3, non ho tantissimi giri ancora. Ma troppo, nonostante gli errori sono ancora in lotta per un punto. Che... Altro errore di Montoya, ragazzi. Montoya, stagione disastrosa per Montoya, Stagione disastrosa per Juan Pablo Montoya. Questo primo anno. No, sono un coglione allora. You've dropped into Pete. Rimonto tutto, ma sono proprio deficiente. 10th position. Rimonto, vabbè. Mi faccio un culo così per rimontare, prendere un punto. Faccio sta coglionata. Vabbè. Hakkinen sesto, te gli ho regalato il punto ad Hakkinen alla McLaren. Niente. You're in ninth position. You're in P11. You've taken. You've fallen into P13. P13. You're in 7. 200 You're falling Madonna! down the field. That's P19. Disastro. You've fallen down to P21. Okay, good job, mate. Really well done. That was a fantastic drive. Male. Hakkinen si piglia un punto.